Amici del canale RCM, buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. E oggi lo facciamo con i jukebox. Ciao a Ciao! tutti, Ciao, ciao, ciao. ciao. Ma che bello! Abbiamo Gemiliano Farris e Renato Muredu in rappresentanza di tutti i jukebox. Poi nominiamo anche tutti gli altri colleghi del gruppo. Abbiamo Andrea Piras che è al basso e anche chitarra e fa i cori e poi abbiamo la nostra voce femminile, la nostra Lady che è la nostra Emma, Emma Melis e poi abbiamo l'altro chitarrista che è un po' più acustico ed è diciamo il nostro tappeto che è il nostro Paolo e poi abbiamo lui che adesso ci fa Purtroppo è con è voi. con noi. Cioè, in realtà lui Mi è devono stato sopportare. è stato il mio, la mia spalla insieme a Paolo perché l'inizio è stato devastante. Bene, quindi abbiamo Gemiliano Farris alla batteria e Renato Muredu alla chitarra. Ecco, io ho avuto il piacere di vedervi nascere, si può dire. Se non ricordo male, eravate un po' agli esordi in quel periodo che abbiamo fatto anche una Era serata assieme. la prima serata che abbiamo fatto insieme era il 2 giugno, me lo ricordo perché è il mio compleanno. E, e abbiamo suonato in un locale all'Acqua, se non Sì, sbaglio, al Del poetto. poeta, molto, dove abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Maurizio come fonico. Sì, sì. È stata veramente una bella serata e hanno dato il massimo di loro stessi, essendo la prima volta che suonavano. Anche il tempo ci aveva Sì, aiutato perché Anche- era l'estate l'anno scorso ha tardato ad arrivare. Sì, è stata diciamo il primo trampolino. Naturalmente prima di quella serata c'è stata una lunga preparazione in sala e ci sono state delle comparse perché comunque la nostra idea di gruppo, la sua no, però poi è diventata anche la sua, di sua spontanea volontà. No, diciamo che la nostra idea di gruppo era quella di fare un gruppo musicale d'animazione, senza perdere però il piacere di voler suonare e dare quell'anima un po' rock. Quindi abbiamo optato per avere sempre due chitarre, non abbiamo mai pensato di avere né sequenze né un tastierista. E poi accontentare il pubblico, cercare di fare quello che la gente voleva sentire, ballare. A volte noi ci guardiamo e diciamo, ma vorremmo fare Michael Bolton, vorremmo fare i Police, vorremmo fare il Simple Miles, però ci rendiamo conto e diciamo tra di noi, ma se noi facessimo quel tipo di musica, che magari potrebbe essere anche nelle nostre corde, quante serate facciamo? Al giorno d'oggi. Esatto, Quindi ci ritroviamo ad avere una settantina di brani, che non è poco. che non sono pochi, la musica proprio varia partiamo da America, Inghilterra, Italia, da Massimo Ranieri, Celentano, Renato Zero, nell'ultimo periodo c'è questa Rosetta Caffè che sta spopolando e ci facciamo anche il Rossetto Caffè se il nostro pubblico lo desidera. E poi ci spostiamo magari ai rock set, facciamo... Facciamo tante. Ne facciamo tante. Facciamo qualcosa anche comunque dei classici, quindi Zucchero, Vasco Rossi, perché vanno fatti, li chiedono, facciamo qualcosa di Battisti. Insomma, cerchiamo di spaziare un po' e quello, diciamo, questo repertorio è quello che mi ha convinto a entrare in questo gruppo, diciamo, a partecipare a questo progetto, perché effettivamente il repertorio secondo me è il nostro punto forza, Certo. perché facciamo divertire, la gente ci segue, ci divertiamo anche noi, perché poi se non ti diverti suonando no. fai prima a startene a casa. Ecco, Gemiliano, com'è nato il progetto Jukebox? Cioè, da chi è partito, com'è nato? Ecco. Allora, a me questo merito No, è mi viene suo, è suo. sempre, mi viene sempre È lui. appioppato e io ho sempre paura È lui, di dare... l'ideatore è lui. No, diciamo che è venuto a me, ma nel senso è venuto a me nella disperazione di trovare un gruppo musicale che avesse voglia di suonare, perché dentro di me sapevo che se avessi fatto quello che alla gente piaceva, avrei avuto la possibilità di suonare.
E naturalmente ci sono stati vari gruppi con cui ho suonato, non è che sono nati i jukebox sono nati forse 2 anni di preparazione e 1 anno con questa formazione. Quindi io ho sempre cercato di fare quello che piaceva alla gente. Sapevo che se avessi detto ragazzi Vasco Rossi o Ligabue, avrei fatto sia Vasco Rossi che Ligabue. Se avessi detto Giorgia o Laura Pausini, avrei dovuto fare sia Giorgia che Laura Pausini. Eh, quindi sapevo che se avessi trovato la quadra o la quintupla, sarei riuscito a suonare, a cercare di suonare. Poi comunque c'è anche tutto il resto che sono comunque, lo devo dire, sono anche le nostre mogli che comunque ci sopportano, andiamo alle prove, siamo magari, adesso non la voglio fare più grande di quella che è, però magari siamo in radio, siamo alle prove, siamo alla riunione, siamo col comitato di, siamo, e quindi anche le mogli dicono, cioè, ma sei mio marito, o sei... Quindi anche loro hanno, diciamo, il loro... E voi rispondete, io sono un jukebox. Io sono un giubo. E loro sono le Le giuboxine. giuboxine, Le perfetto. giuboxine. Ecco, com'è Renato suonare nel gruppo con una donna? L'unica donna. No, no, è bello, secondo me è un po' difficile perché comunque devi adattare un pochettino quello che suoni alle sue doti e alle sue esigenze. Ovviamente noi spaziando così tanto con un repertorio così vasto facciamo anche molta musica di cantanti uomini, per cui le adattiamo anche musicalmente, anche magari trasponendo ovviamente gli accordi, però Emma è fantastica perché comunque si adatta, ci segue, coinvolge noi, coinvolge il pubblico, quindi il risultato alla fine è venuto fuori da solo, è stato abbastanza semplice. Una grande ciao Emma, ti salutiamo tra l'altro. Ciao. Ecco, prospettive per questo fine anno, per il futuro, cosa abbiamo in Allora, programma? abbiamo avuto all'interno del gruppo, abbiamo fatto comunque delle riunioni, c'era una voglia di agganciarci a un'agenzia, a una situazione un po' più forte. Però nello stesso tempo sappiamo che oggi, lavorando così, con i locali che ci sostengono, che mm, c'è un piccolo punto, ok? Purtroppo anche Laura Pausini, se non riempie gli stadi, fa una data soltanto. Se poi al box office chiamano in 6.000, 8.000, dicono, ma cosa facciamo? Lo affittiamo anche il giorno dopo? Ok, quindi diciamo che c'è un punto di incontro, cioè quando uno dice io devo essere la ciliegina sulla torta del ristorante, del locale, devi purtroppo avere anche un nome, devi avere anche una storia. Noi questa non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo noi e non ce l'hanno una infinità di gruppi nel mondo, nel Cagliaritano, nella Sardegna e quindi noi cerchiamo di collaborare col locale, cerchiamo di spingere, di pubblicizzare, di aiutare comunque anche i gestori a poter sostenere, non ci svendiamo, Certo, capiamoci, certo, non certo. si va a suonare gratis e non si va a suonare per... Però è giusto il lunedì, il martedì, il mercoledì, noi lavoriamo molto con i social, cerchiamo di spingere, di pubblicizzare, gli amici ci aiutano e ripeto, anche in questo fattore le nostre mogli hanno un grande Ruolo. ruolo perché comunque lui dobbiamo andare là, ci sono 20 persone per lui. Noi suoniamo là e la mia compagna ne porta altri 15, 20. Paolo si fa i suoi 2 o 3 tavoletti e quindi Andrea lo stesso, ma colleghi di lavoro. E quindi noi riusciamo oggi a raggiungere il nostro risultato, che è quello di fare 2, 3 serate al mese.
Che non è ok? poco. Che non sono poche. No. E l'anno scorso è stata così, la stagione passata è stata proprio È così. stata così. Abbiamo Quest'anno abbiamo detto, ma sì, cerchiamoci un supporto, però effettivamente non è il nostro lavoro, perché comunque io ho il mio lavoro, io lavoro al porto. Lui è comunque un programmatore, lavora per un sacco di aziende. Andrea è un insegnante, Certo. è un posto pubblico. Emma lavora comunque all'IKEA e ha anche lei il suo bellissimo posto di lavoro. E quindi Paolo lavora in banca e quindi cioè, noi abbiamo i nostri lavori. Quindi diciamo che deve È già essere molto, quello una che stiamo facendo è bella... già molto. È tanto, è tanto. Sì, è tanto perché quando suoni 2 o 3 serate al mese sono praticamente una quindicina, una ventina di date in stagione, non sono poche. Diciamo che noi abbiamo detto quest'anno, abbiamo detto rimaniamo così. Eh, Poi naturalmente è vero, se comunque fai un palco un po' più grande ci vuole un service, ci vuole un sostegno, ci vogliono i video promo e Certo, tu certo. ne capisci A abbastanza bene proposito, a proposito. E quindi dobbiamo comunque anche stare al mercato che gira. Ripeto, quest'anno io direi di... Ieri abbiamo fatto una bella riunione intanto forse ti dobbiamo dire qualcosa, anche cosa capiterà quest'anno a breve. a breve, ecco, Diciamo. molto breve, un mese Glielo abbiamo. diciamo? Che Sì, Maurizio non sa ancora niente. Maurizio, lui non sa ancora niente. Te lo spoileriamo, Dai, sperando dai. che gli altri non si arrabbino. Benissimo. Allora, quindi ti invitiamo perché tu non devi prendere impegni il 5 aprile. Io me lo sono segnato perché io diciamo che insieme Lo segno in agenda. ad altri 70 elementi. Allora, il 5 aprile ci sarà alle ore 20 uno spettacolo tutto dedicato a te e alla tua azienda RCM CM. per la ricostruzione appunto di questo impero. Speriamo che sia di buon auspicio appunto dirlo un mese prima perché appunto 5, ok? Io ne approfitto per ringraziare, mi sono scritto Sì. appunto 2 cose. Io devo ringraziare un mio carissimo amico che era il mio preside della scuola, che era l'assessore più giovane d'Italia, Franco Camba di Serargius, che mi ha aiutato ad avere gli sbocchi giusti per poter sapere dove chiedere, perché avere appunto un teatro di 500 posti come quello di Seboi Che è no, fantastico. no, è veramente una bomba. Non era semplice, quindi grazie al comune di Salargius e grazie appunto a Franco questo è stato possibile. Franco mi ha fatto conoscere il signor Pulli, che è il re delle ceramiche, Sì, sì. che ha appunto sede a Quartu e proprio grazie al loro gruppo archeologico di Salargius, Salargino, avremo appunto la loro collaborazione per avere appunto il teatro Ma che col bello. patrocinio. Naturalmente in tutta questa kermesse ci sono i gruppi che hanno collaborato con te, che sono nati con te, che sono cresciuti con te, che te li dico. Ok, abbiamo Io il sono emozionato, scusate. allora, Questa era abbiamo una carrambata. il primo tempo di Roberto, che sono il gruppo di Roberto Ligabue. Ok, Che poi tra l'altro Roberto ha aperto anche lui una campagna di crowdfunding, ha raccolto dei sì, soldi, incredibile, grazie mi ha Roberto. detto che Bene, bravo Roberto. sì, mi ha detto che ti deve sentire perché c'è il rischio che si faccia un viaggio con tutti quei soldi. Quindi chiamalo subito perché lo sai che lui no, scherzando. No. Ciao Robby, ti Ciao. salutiamo. Poi abbiamo Gaziglias e Chiara che so che tu conosci molto bene, poi vabbè ci sono i jukebox, sono 5 deficienti, da quelli lasciali 2 perdere, ce li hai vicino. 2 ce li hai vicino, poi c'è Cheope, o Cheope, adesso non so bene dove c'è Tony Comparetti con un bel po' di benissimo, gente sì, Tony che tu Comparetti di conosci, vecchia data, lui sì, sì, 30 anni sì. fa veniva nel mio studio. Naturalmente, essendoci Tony Comparetti, c'è anche Pino con i Pitoma Nomadi. Poi abbiamo gli Ad Maiora e poi abbiamo Giancarlo D'Amico e
Gruppo 60. Tu pensa che uno degli studi, dei primi studi in cui io sono entrato era lo studio di Giancarlo D'Amico, che era lo studio Mixer, bellissimo. Sì. Poi abbiamo anche dei presentatori professionisti, giusto? Sì, abbiamo... Dilli tu. Chi No, c'è? che non me li ricordo. Allora, dovete sapere che è un'iniziativa che è partita da noi, perché io a Maurizio ci tengo troppo. Maurizio è stato anche il batterista di uno dei gruppi in cui ho suonato, un grandissimo batterista. Mamma mia. Però effettivamente il tutto si è potuto realizzare grazie a Gemiliano. No, io comunque ho sentito, ho visto che c'era la voglia, quindi io ho aperto la chat, ho fatto una chat, ho visto che comunque Roby si poteva occupare comunque del suo mestiere, video, fotografie e quant'altro. Noi abbiamo cercato un'altra ragazza che si chiama Silvia Melis per poterci, che è una grande appassionata di fotografia, e gli ho chiesto la cortesia se fosse venuta a immortalare quei momenti e lei mi ha dato la sua piena disponibilità e infatti la salutiamo. Quindi Ciao hai- Silvia. Grazie. Hai la disponibilità di tutti, guarda, Poi tutti ti vogliono bene. abbiamo due fonici che ci devono far sapere i propri turni di lavoro e non abbiamo neanche quel problema. Poi abbiamo comunque tutti i gruppi, abbiamo comunque i due presentatori che non ti diciamo. È una sorpresa. È una Sorpresa. surprise. E quindi adesso stiamo, diciamo, quadrando lo spettacolo. Certo, che non è facile mettere assieme 70 persone tutte insieme, non è facile. Non sarà Quindi facile, dovete però venire, dovete sì, venire. dovete venire numerosi. Si incomincia con un biglietto che adesso è brutto dire quanto costa, ma costa pochissimo. Pagheremo il biglietto anche noi. Abbiamo deciso col gruppo musicale che ogni elemento di ogni gruppo musicale pagherà il proprio biglietto. Incredibile, ragazzi. E quindi, Quindi rinunciate a 2 colazioni sì, dai, tre colazioni. Dai. tre, Poi se dipende. volete rinunciare anche a qualcosa Se di avessimo, più, avuto va bene. se avessimo avuto lo sponsor di qualche bar di Cagliari, avremmo detto 2 colazioni di... Esatto. Ma non si sa mai, Non si potrebbe sa anche mai, se arrivare. qualcuno chiama, Esatto. non c'è... Contatti il gruppo Jukebox, in particolare Gemiliano, che si sta occupando dell'organizzazione, può capitare anche qualche Certo, sì, sì, noi siamo disponibili a tutto per la rinascita di questo, ripeto, di questo... Ovviamente è stato detto, ma vogliamo chiarire il tutto il ricavato andrà a favore Completamente. della ricostruzione delle RCM. Completamente. Io vi ringrazio tantissimo, ma veramente di vero cuore, perché non è facile tutto quello che state facendo e tutto quello che stanno facendo anche altre organizzazioni, perché veramente è innumerevole. Io dico questo, che questa è la casa degli artisti, perché quello che si stava facendo qua involontariamente, perché è partito dalla nostra sala prove, Renato 5 anni fa suonavamo in questo dove si è incendiato tutto, è partito così molto spontaneamente, poi è nata tutta questa strumentazione e io ho detto ma che faccio, me la guardo io questa strumentazione, non la metto a disposizione. Vedrai che sarà e continuerà a essere la casa degli artisti. E quindi adesso l'idea è quella, una volta che vediamo i ricavati dei vari, anche dei vari teatri, vediamo un attimino l'acquisto di un camper per poter mettere... Che era il tuo sogno. Che era il mio sogno. Era il tuo era il mio sogno. Io l'ho saputo che era il tuo sogno. Era il mio sogno, irrealizzabile, pensarlo 5 mesi fa. No, sì, sì, dai. E però dicevo... Io ho paura, perché ho paura che un giorno tu arriverai e si sentirà la. Ma non è strano amore, no. È disco notte. È disco notte. E quindi lì con questo camper metteremo su la regia, tutte le apparecchiature che stanno arrivando, perché è vero che io posso andare tranquillamente nelle varie sale, prove, teatri, cinema e piazze, però smonta, rimonta, rismonta, e ovviamente quando si fa un camper con impianta stabile e l'attrezzatura, la regia è già pronta, togli fuori semplicemente le pompe dei cavi e arrivi dove vuoi. Quindi facciamo, arriveremo a casa vostra Quindi con la casa. impegniamoci. Dai. per questo progetto. Bene Gemiliano, allora qualcos'altro da aggiungere delle prospettive future? Allora, per quanto riguarda la form RCM, non ti diciamo più niente. Finita, Perfetto. non diciamo più Fine. niente. Fine. Abbiamo detto già Fine, abbastanza. abbiamo detto abbastanza. Anche perché dobbiamo incuriosire le persone che devono venire, devono partecipare, Devono pagare il biglietto. Pagare Ok. è una parola brutta, Per la devono contribuire alla ricostruzione dell'RCM Studio. Ok. Grazie, grazie. Poi per quanto riguarda il jukebox,
abbiamo, vabbè, possiamo dirlo, tanto non abbiamo No. nulla da nascondere. Salutiamo Fabio Sidi, che è l'organizzatore della Marinella, che ci dà tantissime serate. E quindi Ciao, la Fabio. prossima abbiamo il 15 di giugno appunto alla Marinella. Poi abbiamo il 21, siamo ad Onori in piazza per un bellissimo memorial della Proloco per ricordare uno dei membri della Proloco che non c'è più, e quindi ci hanno chiamato già l'anno scorso, però avevamo un piccolo problemino tecnico, come abbiamo detto. Certo. Perché gli elementi erano diversi dei jukebox, e quindi quest'anno ci hanno richiamato e noi abbiamo risposto alla grande. Quindi date ce ne sono, e quindi speriamo che continuino a chiamare, dai. Tutti con i jukebox. Allora, da Renato Mureddu, da Gemiliano Farris e da Maurizio Casetutto, ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Ciao.